Oggi abbiamo fatto una bellissima passeggiata lungo le stradine del centro storico alla ricerca di quei palazzi della Padova 4 e cinquecentesca. Ci siamo soffermati in alcuni palazzi caratteristici per la loro architettura della facciata. Abbiamo visto il palazzo che è stato l'abitazione di Pietro Bembo in via Altinate, il palazzo Val de Zocco, poi siamo andati a vedere il palazzo Roccabonella che è in restauro ma è una magnifica residenza patrizia del Cinquecento che ancora mantiene gli affreschi all'esterno, poi Palazzo Sala in Cinquecento in via San Francesco che ha tutta una serie di caratteristiche che mescolano un po' gli stili rinascimentali. Abbiamo visto il palazzo del farmacista Meneghini vicino al Duomo, con questa bellissima casa che al piano inferiore aveva la farmacia, tutta restaurata e risistemata, si vedono ancora gli affreschi. E poi la Casa degli Specchi, bellissima costruzione particolare del Cinquecento dei Maggi. E siamo poi arrivati qui, in questo cortile splendido di una dimora e corte del Cinquecento. Siamo riusciti ad entrare perché volevamo visitare la loggia e l'Odeo Cornaro, voluto dal vice Cornaro, un luogo deputato alle rappresentazioni teatrali la loggia e luogo deputato alle audizioni musicali l'Odeo. 1524 firmato da Falconetto, la loggia, 1530 in poi, varie fasi, l'Odeo, splendidamente poi affrescato con la sala ottagona, con una somma della cultura del tempo, con le bellissime grottesche nell'ottagono.